Oggi siamo qui, c'è il banchetto per la raccolta della firma, per le firme per la legge popolare, iniziativa popolare per quanto riguarda gli omicidi sul lavoro. E in questi giorni si è parlato tanto della strage che c'è stata degli operai ferroviari. Già tutto quello che sta uscendo fuori ci fa capire esattamente che cosa è successo in quel luogo, ma la cosa che vorrei sottolineare in questo momento è che non è un caso limite. Ogni giorno c'è una media di 3 morti al giorno e poi pensare che si può morire anche a 74 anni sul posto di lavoro. Un operaio edile è caduto dall'impalcatura a 74 anni, continuava a fare il lavoro di muratore operaio edile, perché la sua pensione è così misera che non poteva nemmeno campare e ha trovato la morte. Questo è l'esempio chiaro di che cosa sia oggi il diritto, sia il diritto alla salute che è negata, sia il diritto alla sicurezza che è calpestato, ma non c'è assolutamente rispetto per la vita umana. Non si può morire a 74 anni cadendo da un'impalcatura, non si può morire massacrati sulla strada ferrata, perché tutto questo è un processo di privatizzazione. E come diceva qualcuno, e lo diciamo anche noi, quando tutto sarà privato saremo privati di tutto e anche della vita, e già la vita ce la stanno togliendo. Firmare significa dare la possibilità intanto di criminalizzare questo sistema che fa morire chi va a lavorare. E firmare significa anche finalmente non parlare più di morte bianche e di incidenti sul lavoro, perché questi non sono incidenti sul lavoro, sono omicidi che fanno parte di quella guerra del lavoro di cui parlava un certo Carlo Marx in tempi non sospetti, e questa guerra continua ancora e dobbiamo fermarla. La legge farà qualcosa, sicuramente sarà importante, ma non basta la legge, e c'è bisogno di lotta di classe, da lì non si esce.